Eder, Mech, Pallister. Tanta attesa, ma alla fine sapremo come è morta Liliana? Su questo sicuramente ci sarà chiarezza definitiva, perché quelle lesioni per noi parlano, per cui su questo aspetto sicuramente non ci sarà nessun dubbio. Ovviamente un procedimento che viene archiviato come suicidio e si riapre come omicidio porta con sé tutte degli iniziali errori, degli iniziali sottovalutazioni, come è successo qui per Liliana. Quindi ci sono state tutte quelle difficoltà che ormai conosciamo tutti molto bene. Liliana proprio non è stata cercata, in quanto appunto iniziare subito questo treno del suicidio ha purtroppo poi interrotto tutto quelle che sono anche delle indagini che comunque si potevano fare anche dopo. Non è stata cercata sicuramente bene all'inizio. Il problema di Liliana è proprio che abbiamo un quadro indiziario, soltanto indiziario, non abbiamo il video dell'aggressore che porta Liliana nel boschetto e la occulta, per cui i dati devono essere solidi, non dobbiamo farci portare da interpretazioni di cose appunto che già sapevamo come erano, e i dati devono essere più solidi e reali possibili. Sia la mancanza di lesioni da parte o di attacco da parte degli animali, sia la completa il manto lo vediamo adesso, è verde, non c'è crisi cronica. Io vorrei dare innanzitutto un dato preciso e puntuale su Liliana, in quanto comunque sia sul cadavere di Liliana viene ritrovata l'impronta della fede che è stata ritrovata a casa. Quindi nella mia idea questa è un'indicazione che lei questa fede se l'è tolta prima di fare qualcosa, poi è stata chiaramente, secondo noi, fermata in quello che voleva fare ed è successo l'irreparabile. Quindi questa è un'indicazione che forse in realtà lei con questa fede appena tolta c'è proprio impressa proprio sulla mano del cadavere di Liliana. Questo qualcosa in realtà ci sta dicendo, riferito al fatto che lei fosse indecisa. Sicuramente Liliana era una persona estremamente mite ed estremamente silenziosa. A me colpisce molto la telefonata che è stata cancellata, che è delle 8:22 della mattina. Quella qualcuno l'ha cancellata, ora speriamo di riuscire a sapere l'orario nel quale è stata cancellata. Siccome ne avete parlato giustamente, il guanto è stato chiesto dall'avvocato Gentile di poter confrontare l'impronta di questo guanto ritrovato con quella che sappiamo è l'unica e non papillare, quindi anche quella di un guanto in tessuto sui sacchi. Ora però la precisazione è d'obbligo, appunto per non creare suggestioni o confusione. Il guanto è molto vecchio e molto consunto, quindi è anche probabile che non c'entri proprio niente e che si trovasse in quel luogo nel boschetto da diverso tempo. Però ecco, comunque Nicodemo, l'avvocato Gentile, la richiesta l'ha fatta e è stata approvata dal GIP. Boscutti, che è stato consulente della procura, un botanico di Trieste, chiaramente descrisse quella che è stata attribuita in maniera errata alla resina, una foglia di acero, e anche la consulente dei familiari, la professoressa Vidali, anche lei botanico di Trieste, l'ha descritta come tale, una foglia di acero. Quindi questa per maggiore chiarezza anche per chi ci ascolta a casa. La resina e il guanto non c'entra niente, va bene. Sì. La resina non era la resina, era una foglia, e il guanto non c'entra niente, no? Giusto per capire insomma poi cos'è che viene messo in circolazione, anche con una sorta di aurea di informazioni, diciamo, che va. Vicino al suo piede sinistro, quel grumetto piccolo che è stato fotografato in più fotografie, eccetera, sembra, potrebbe essere polline
No, il consulente tecnico parla di una sostanza, di una resina, quasi una caramella sciolta, una resina, non polline. Il polline non ha questa... L'Abruzzone adesso stigmatizza chi ha parlato di resina, però intanto quando Claudio era nella cantina fu lei a fare l'associazione tra resina e presepe di legno, instaurando considerevoli dubbi nei telespettatori. A beneficio di chi ci ascolta e che dovrebbe valutare un po' meglio le fonti di certe affermazioni. È una suola pulitissima che dimostra che Liliana non ha camminato nel boschetto cararmato. Ciao Ed. Ti scrivo perché ti seguo con grande interesse sul tuo canale, che trovo davvero valido e ricco di spunti interessanti. Apprezzo il tuo modo di affrontare i fatti di cronaca con approfondimenti e analisi che fanno riflettere. In particolare, volevo condividere con te un dettaglio emerso durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto? Che riguarda il caso di Liliana Resinovic. Hanno mostrato la traduzione di alcuni messaggi WhatsApp in codice scambiati tra Liliana e il presunto amante Claudio la sera prima della sua scomparsa. Un messaggio in particolare ha attirato l'attenzione di uno spettatore, che ha proposto una traduzione interessante. Il messaggio originale era: "Sono tenace, finirà a 13 mati e stasera a te". Lo spettatore ha notato che il numero 13 potrebbe corrispondere alla lettera O dell'alfabeto. Inserendo questa lettera e leggendo il messaggio al contrario, il testo tradotto diventa: "Te ok, sono tenace, stasera finirà, ti amo". Questa interpretazione suggerisce che Liliana stesse comunicando a Claudio che quella sera avrebbe affrontato una situazione importante. Stasera finirà potrebbe significare che, dopo la cena dagli amici romeni, Liliana avrebbe deciso di parlare con il marito per confessargli la sua intenzione di interrompere definitivamente la relazione con Claudio. Inoltre, questa chiave di lettura dà un senso anche ai messaggi precedenti in cui appariva la sigla M. Non significherebbe amico mio, ma amore mio. Questo dettaglio renderebbe più chiara la natura dei loro scambi, confermando il forte legame tra Liliana e Claudio. Questi elementi potrebbero gettare nuova luce sugli eventi della sera del 13 dicembre. Rendendo ancora più cruciale capire cosa sia realmente accaduto quella notte e quali siano state le dinamiche tra Liliana, suo marito e Claudio. Spero che questo spunto possa interessarti e magari essere utile per un tuo approfondimento. Ti ringrazio per il tuo lavoro e resto in attesa di sentire il tuo punto di vista. Un caro saluto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.